Con la Domenica delle Palme entrano nel vivo i riti della Settimana Santa. L'imprenditore agrigentino sabato ha lamentato di sentirsi perseguitato dalla procura alla risposta del quinto piano di via Mazzini. Oggi piantato l'albero di Falcone a Ravanusa, intanto dalla regione pronto contributo per le famiglie sfollate a causa della tragedia dell'11 dicembre, servirà a pagare l'affitto. Calcio, l'Acragas pareggia col Parmonval, basket, la Fortitudo torna a vincere, volley trionfa anche l'Aragona. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stata piantata questa mattina nella piazza antistante l'Istituto Manzoni di Ravanusa una gemma duplicata dell'albero di Falcone. Cerimonia rientra nel progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale. Vediamo. Presidente, come mai è stata scelta la sua scuola per celebrare questo evento? Allora, noi siamo onorati di essere state la prima scuola della provincia ad essere stati scelte. Penso che sia anche un gesto tangibile di quella che è la vicinanza dell'istituzione alla nostra comunità. A soli 4 mesi dall'11 dicembre lo Stato ci dà la dimostrazione che ci è vicino. Le ferite non possono essere guarite completamente e nemmeno possiamo nasconderle, ma da queste possiamo imparare e possiamo ripartire. Ecco perché noi siamo onorati di far parte di questo grande bosco diffuso di legalità, che è un progetto nazionale. Una piantumazione di questo albero per il futuro è albero Falcone, che vuole significare, vuole rappresentare il rafforzamento del principio di legalità e del no alla mafia. I temi quale la legalità ma anche la sostenibilità ambientale sono i pilastri, sono gli obiettivi formativi di quelli che interessano il percorso formativo degli alunni e che rappresentano la vision del nostro istituto. Ecco perché noi oggi siamo veramente orgogliosi di questa cerimonia, di questa manifestazione, e i ragazzi avranno cura di far crescere questa gemma di Falcone, di piantare i semi di legalità. Un albero per il futuro e albero Falcone non è altro che il riscatto civile contro la mafia, colonnello Castronovo. Certo, è un progetto fortemente voluto dall'Arma dei Carabinieri con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e con la Fondazione Falcone. Si tratta in buona sostanza del principio della legalità ambientale che viene diffusa attraverso la messa a dimora di piante che verranno poi georeferenziate e acquisite ad un portale che potranno essere seguite nel loro sviluppo dagli studenti che ne avranno cura, e in questo progetto si inserisce l'albero di Falcone, cioè una gemma prelevata dall'albero che cresce nelle prossimità dell'abitazione che fu del giudice Falcone. Queste gemme prelevate da quell'albero sono fatte radicare, sono fatte sviluppare in una prima fase nelle nostre seminere di Pieve Santo Stefano e da qui piantate in ogni istituto scolastico che avrà cura del loro sviluppo, e simbolicamente vogliamo tutelare, vogliamo dare un messaggio di legalità ambientale, ma legalità alla vita, legalità contro le mafie, legalità che gli studenti cureranno e faranno sviluppare nel corso degli anni. Dopo quella di oggi al Manzoni di Ravanusa, in provincia di Agrigento verranno piantumate 255 gemme e 212 piante di specie autoctone. Esattamente, le specie sono state selezionate per il nostro ambiente mediterraneo, daranno vita, come dicevo, a questo bosco diffuso, un bosco che avrà la finalità di sottrarre dall'atmosfera l'anidride carbonica, e ogni giorno i ragazzi che oggi metteranno a dimora queste piante avranno la possibilità di vedere come hanno contribuito concretamente e realmente a tirar fuori, a far fissare nei tessuti delle piante una quantità significativa di anidride carbonica. Oggi rappresenta, come tutti sanno, un grande problema, cioè quello del surriscaldamento del pianeta, e questo vuole essere un inizio, un toccare le coscienze di ognuno di noi, di questi giovani ragazzi che poi gestiranno effettivamente il nostro futuro.
Il fatto che sia rilevante e importante questa iniziativa lo testimonia che sono 900 gli istituti che vi hanno aderito. Assolutamente sì, e darò anche un dato ancora più significativo: oltre 900 abbiamo ulteriori adesioni che stanno arrivando veramente, oserei dire, a pioggia, perché questa è soltanto una prima tranche. Già abbiamo in programma nel mese di ottobre un'ulteriore fornitura di piante autoctone e di gemme falcone che già sono state richieste dagli istituti comprensivi, ma anche da enti, associazioni, istituzioni giuridiche. Insomma, è un bosco, è un messaggio di speranza, di rinascita, di legalità, di ambiente, di tutela della natura e del creato che si sta diffondendo in tutta Italia e anche oltre i confini. Colonnello Stingo, con questa iniziativa che si tiene oggi al Manzoni di Lavanusa si rafforzano i principi di legalità, i principi del combattere la mafia. Oggi è una giornata importante, anzitutto perché abbiamo scelto Lavanusa come prima tappa di questo progetto. Piantare le gemme dell'albero di Falcone vuol dire piantare un seme che soprattutto tra i bambini potrà crescere e potrà indirizzarli verso quello che è un percorso importantissimo, che è il percorso del rispetto del prossimo, il rispetto dell'ambiente, il rispetto della cultura ed ovviamente della legalità. Un evento che è stato fortemente voluto dall'Arma dei Carabinieri. Sì, ci teniamo parecchio, soprattutto perché stiamo rilanciando questa iniziativa di tutela della biodiversità, quindi da un lato appunto quello che è il rispetto della natura, la natura che ci ospita, la natura che ci circonda, dall'altro un concetto nuovo che diciamo è stato iniziato quando l'Arma ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato, che è quello che il patrimonio ambientale italiano è immenso, è gigantesco e noi vogliamo tutelarlo proteggendolo e ampliandolo. Sua Eccellenza, oggi al Manzoni di Lavanusa si rafforzano i principi di legalità e del no alle mafie. È un altro ritorno per me, io torno molto volentieri in questa città, in questa comunità, per motivi che potete immaginare, è quasi una situazione di affezione naturale. Questa è una comunità che ha molto sofferto e sta ancora soffrendo tanto, quindi questi segnali di, come dire, ancora di presenza dello Stato con eventi significativi come quello di oggi, io credo che siano dei momenti importanti che dobbiamo continuare a vivere per far sì che questa comunità veramente non si senta abbandonata e tutto quello che si sta facendo e sarà fatto dovrà essere fatto con i principi di legalità, di correttezza, di rispetto delle regole. Ecco, è anche un richiamo a questo, e il fatto che questi eventi si facciano nella scuola è anche un segnale importante per i nostri ragazzi. Signor Procuratore, iniziative come queste che si tengono al Manzoni di Lavanusa quale significato hanno per quelli che rappresentano le nuove generazioni, il futuro? Devo dire che iniziative come queste sono sempre belle. A Lavanusa quest'anno forse hanno ancora un sapore particolare. Questa è una comunità che è stata ferita dall'evento che tutti noi conosciamo, ma in quei giorni in cui siamo stati qui a scavare per accertare quello che era successo e le indagini non sono ancora chiuse, io ho trovato una comunità forte, una comunità viva che ha creduto nello Stato, che è stato immediatamente presente e che ha dato anche un segno di forza a noi che eravamo qui con i piedi nel fango a cercare di ricostruire quello che era successo e questa tragedia che ha causato così tanti morti. Quindi sicuramente un momento particolare questo qui, una gemma, un albero, quindi un albero è proiettato al futuro, no? È un albero che crescerà e che resterà qui probabilmente più a lungo di noi, e forse questo è il posto migliore dove iniziare con un discorso che guarda appunto al futuro. Questa scuola è stata protagonista in quei giorni, questa scuola però era senza alunni, era piena di forze dell'ordine, era piena di vigili del fuoco, c'erano i nostri consulenti tecnici. Oggi rivederla piena di alunni per quella che è, no? per quello che è il vero ruolo di questo edificio, mi riempie di gioia.
E alle 48 famiglie sfollate dalla strage di Ravanusa un contributo all'affitto di 250 euro al mese. L'assessorato regionale alle infrastrutture è pronto a erogare il bonus. Lo si è appreso nel corso dell'incontro convocato dal presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, che ha riunito a Palazzo d'Orleans il gruppo di lavoro interistituzionale che si sta occupando della definitiva sistemazione delle famiglie e degli immobili di Ravanusa nell'Agrigentino, colpiti dalla tragica esplosione dell'11 dicembre scorso, causando 9 vittime e distruggendo diversi edifici. Sabato scorso la plateale protesta dell'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada, che nella mattinata era salito sul tetto della foresteria della Fortitudo e aveva minacciato di gettarsi giù. Lamenta di aver subito 10 anni di indagini e dunque, a suo dire, eccessivo accanimento giudiziario. Immediata la risposta della Procura di Agrigento, che attraverso un comunicato stampa firmato dal procuratore Salvatore Bella ha affermato che il sequestro della somma di oltre 6 milioni di euro disposto dalla Procura è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione. Questo ufficio, conclude il comunicato, rimane sempre disponibile ad ascoltare tutte le argomentazioni e tutte le ragioni che Salvatore Moncada, con l'assistenza o per il tramite dei suoi difensori, riterrà utile esporre a proprio beneficio ed interesse. Dopo 2 anni di stop legato all'emergenza sanitaria legata al coronavirus, sono tornate le processioni per la Settimana Santa, che si è aperta ieri con la Domenica delle Palme o Domenica della Passione del Signore. Ad Agrigento si è respirata aria di festa, un ritorno alla normalità. Tante famiglie e tanti bambini hanno atteso la benedizione delle palme e degli ulivi in piazza Bibirria da parte dell'arcivescovo Alessandro Damiano. Il nostro direttore Arturo Cantella. La Domenica delle Palme rappresenta la giornata che precede la Pasqua, il primo giorno della Settimana Santa, periodo in cui la Chiesa Cattolica celebra gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. In questi 7 giorni vengono rievocati gli eventi che condussero alla passione, alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. La Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme o Domenica della Passione del Signore. In questa giornata i cristiani ricordano il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme dopo il suo ritiro di 40 giorni nel deserto, in sella a un asnello osannato dalla folla. Questa in base alle scritture stese alla terra e ai mantelli, mentre gli altri tagliavano i rami dagli alberi di ulivo e di palma e lo salutava agitandoli festosamente. Quindi si inizia così i riti della settimana Santa che conducono alla Pasqua di Resurrezione. Nella giornata di ieri l'arcivescovo Don Damiano ha svolto la Santa Messa presso la cattedrale, citando i passi più importanti nella sua omelia della ricorrenza. Come in una sceneggiatura, l'Evangelista Luca ci ha offerto gli ultimi giorni di Gesù, il Verbo eterno secondo la carne. Da questa drammatica narrazione voglio condividere con voi 3 immagini. Nacque tra loro una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. E Gesù, il Re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. Questo implica, fino ad oggi, una conversione profonda, un altro sguardo, un altro stile di vita per considerare come il potere ancora continua a logorare le nostre vite. Un potere che non si riconosce come servizio agli altri e al regno di Dio, è un potere ambiguo. Tra di voi però
Questa è la prima consegna che voglio fare in questa prima domenica di Passione che condividiamo insieme. Dobbiamo fermarci su questa considerazione del Figlio dell'uomo. Altra immagine. Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E Pietro risponde, Pietro, Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. Tentazione e prova ci accompagnano nel corso della vita. E così come hanno accompagnato Gesù nel corso della sua vita terrena, come abbiamo iniziato la prima domenica di Quaresima, con la tentazione. E quel brano dà un appuntamento. Il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo stabilito. E per noi anche così. Tentazione e prova ci accompagnano nel corso della vita e come Pietro, anche noi siamo pronti a entusiastiche dichiarazioni. Ti seguirò fino alla morte. E entusiastiche dichiarazioni con le labbra, ma tante volte sperimentiamo anche meschini disconoscimenti per le nostre azioni. Non lo conoscono. C'è uno che prega per noi, però, perché la nostra fede non venga meno. Ed è Lui l'unigenito, il Figlio del Padre, che prega per noi perché la nostra fede non venga meno. Da soli non possiamo far nulla. Tutto è grazia. Terza immagine. Lo depose dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo, lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, e le donne osservavano da lontano, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Deporre dalla croce i tanti crocifissi di ieri e di oggi, prendersi cura. Anche questo ci appartiene se abbiamo scelto di seguire Gesù. Ci appartiene prenderci cura gli uni degli altri. Seguire quest'uomo, questo Giuseppe, che ci mette la faccia e depone Gesù dalla croce. Forse ancora oggi si è più bravi a inchiodare sulla croce anziché deporre dalla croce. In mille modi lo facciamo. Evento di beneficenza organizzato dal Rotary al Teatro Pirandello di Agrigento, protagonisti indiscussi della scena Sebastiano Lo Monaco nei panni del drammaturgo e premio Nobel agrigentino Pirandello e la pianista Rita Capodicasa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Giornata di beneficenza, quella che si è svolta sabato presso il Teatro Pirandello di Agrigento, gremito in ogni ordine di posti, organizzato dalla Rotary distrettuale 2110 Sicilia-Malta, che ha visto la presenza del governatore distrettuale Gaetano De Bernardis e il cui ricavato è stato destinato alla Rotary Foundation. L'iniziativa è stata coordinata da Franco Vitellaro, dal delegato distrettuale Pro Rotary Foundation, dal presidente del Rotary Club di Agrigento Salvatore Alaimo. Lo spettacolo, denominato Io e Pirandello, è stato presentato dalla giornalista Margherita Trupiano e che ha visto come protagonista lo stesso governatore con una Lectio Magistralis su Pirandello, l'esibizione della pianista Rita Capodicasa e l'attore Sebastiano Lo Monaco. Noi ogni anno versiamo una quota
per socio alla Rotary Foundation, poi organizziamo periodicamente degli incontri come raccolta fondi per la Rotary Foundation. La Rotary Foundation è il nostro salvadanaio, è quella che raccoglie i soldi e poi li investe in attività diciamo di ogni tipo, umanitarie soprattutto in tutto il mondo, borse di studio per la pace, progetti per portare l'acqua pulita in posti dove l'acqua non c'è e così via, oppure spese mediche e tante altre cose. Quindi questa è un'occasione. E allora a Agrigento non potevamo non parlare di Pirandello, ovviamente, e quindi ci sarà una mia piccola prolusione, diciamo così, su Pirandello, poi ci sarà un intermezzo musicale e poi ci sarà Sebastiano Lo Monaco, che oggi è uno dei grandi interpreti pirandelliani e che si è prestato per questa nostra lodevole iniziativa. Ecco, come si appresta lei a dirigere il distretto? No, io lo sto dirigendo per il momento, anzi le dirò che a giugno, il 30 giugno scado, perché noi abbiamo annualmente il ricambio. No, devo dirle che è stato un anno bellissimo, perché ho improntato tutto l'anno con l'aiuto dei presidenti e di tutta la squadra al Rotary del fare. A me non piace parlarmi addosso, a me piace realizzare le cose. Abbiamo, con un progetto meraviglioso sull'ambiente, piantumato 4.000 alberi in tutta la Sicilia. Abbiamo messo in sicurezza 2,5 milioni di api, con un progetto per salvaguardare le api. Abbiamo anche sistemato alcune aree delle città dove il Rotary c'è per migliorarle e per riportarle alla fruizione dei cittadini. E tanti altri progetti sull'alfabetizzazione. Mi piace sottolineare questo fatto: ieri sera è partito alla prima scuola di alfabetizzazione per gli immigrati ucraini, quindi appena sono arrivati già hanno trovato la possibilità di imparare i rudimenti dell'italiano. Insomma, il Rotary non sta fermo, il Rotary si muove e purtroppo prima con la pandemia e ora con la guerra sta mostrando di essere veramente sul pezzo, di essere punto di riferimento sociale. Ringraziare il nostro governatore Gaetano De Bernardis di avere scelto Agrigento e soprattutto il Teatro Pirandello, Tempio della Cultura, per questa occasione. Questa sera si farà una raccolta di solidarietà pro Rotary Foundation. Grazie. Stasera è una serata importante, notevole per Agrigento. Il Rotary ha chiesto l'ospitalità al Teatro Pirandello per questo evento e subito è stata accolta, abbiamo dato la nostra disponibilità e come amministrazione comunale e anche come fondazione del teatro, e quindi penso che l'iniziativa sia lodevole e godiamoci lo spettacolo. Alcuni pezzi di un cavallo di battaglia, io e Pirandello, ma più che altro la mia vita è stata costeggiata da interpretazioni pirandelliane e di autori di questa terra, per cui non l'ho scelto io, ma è la terra che ha scelto quali autori dovevo rappresentare. Pirandello prima di tutti. Presenterò 2 brani attinenti al rapporto tra Pirandello e la musica. Pirandello era un grande ammiratore di Beethoven, quindi suonerò il Chiaro di Luna al primo tempo dalla sonata di Beethoven, dopodiché un brano inedito, quasi inedito per Agrigento, perché è un brano salottiero suonato sempre dalla Casa Pirandello, dai giovani della Casa Pirandello, sua sorella Lina, e si evince dal mio studio che io faccio delle lettere, dall'epistolario su Pirandello. Parliamo adesso di turismo. Alla BIT di Milano si presenta la Costa del Mito. Il distretto Valle dei Templi lancia l'itinerario da Selinunte a Gela. Vediamo. Al via l'edizione 2022 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, in programmazione fino al prossimo 12 aprile. In tale occasione la DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, con la regione siciliana, ha presentato la Costa del Mito da Selinunte a Gela. Per chi ama la zona archeologica e la natura, la storia e il paesaggio, presenti nel padiglione 3 dello stand A7F06 ci sono diversi momenti di presentazione, la presenza di tanti ospiti. Nella giornata di oggi alle 16 un talk show alla presenza della stampa del settore moderato da Viviana Rizzuto, presidente della cooperativa di comunità, identità e bellezza Museo Diffuso di Sciacca. Tra i numerosi ospiti che l'hanno illustrato le eccellenze del territorio, Lillo Pisano, capo di gabinetto vicario dell'assessore
assessorato al turismo, Letizia Casucci, direttore generale di Coop Cultura, gli assessori del comune di Agrigento al turismo e alla cultura Costantino Ciulla e Francesco Picarella, per destinazione Agrigento Simona Frenna e Antonio Alba, per la ripartenza quanto prima dell'Ostoai con il simposio degli dei, Gori Sparacino, presidente della Federazione Strade del Vino di Sicilia, che ha spiegato il valore di Iter Vitis. Nata nel 2007 a Sambuca di Sicilia, il borgo più bello d'Italia, il relativo itinerario culturale. Leandro Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia, presidente del distretto turistico Vini e Sapori di Sicilia, e quindi Fabrizio Lacaipa, amministratore della DMO, distretto turistico Valle dei Templi, promotore del soggetto di marketing territoriale Costa del Mito, presente anche lo chef Rosario Matina per deliziare il palato dei numerosi ospiti con le eccellenze gastronomiche presentate dalla Costa del Mito. La Caipa ha presentato la Costa del Mito con Sandro Pappalardo, consigliere comunale Enit, Lillo Pisano, vice capo di gabinetto del turismo, Maglio Messina, Viviana Rizzuto, presidente della cooperativa Comunità Identità Bellezza di Sciacca. Quindi in video lo scrittore Andrea Camilleri ha presentato la strada degli scrittori, una straordinaria peculiarità della Costa del Mito perché attraversa e ripercorre luoghi vissuti e amati dagli scrittori, quei descritti nei romanzi che hanno appassionato e formato intere generazioni. In programma pensieri, riflessioni, racconti postumi del grande autore siciliano. Presente il Felice Cavallaro, ideatore della strada degli scrittori, giornalista del Corriere della Sera, e Gisella Cavallaro leggerà brani dello scrittore. Il coordinamento affidato a Gaetano Pendolino, vicepresidente della strada degli scrittori. Dopo tanta preparazione siamo finalmente arrivati alla BIT, stiamo presentando la Costa del Mito, abbiamo tante persone interessate, operatori, possibili turisti. Qui ovviamente ci siamo tutti presenti, è presente tutta Italia, però la Sicilia, il nostro territorio, sta facendo la parte del leone, siamo molto contenti, torneremo a casa con un bel risultato. Archiviata inchiesta per 4 ex consiglieri comunali di Palazzo dei Giganti. Erano indagati a vario titolo di truffa e falso in riferimento a presunti artifizi attuati per ottenere rimborsi e gettoni di presenza non dovuti. Adesso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michela Raimondo, accogliendo quanto richiesto dal pubblico ministero Chiara Bisso, ha archiviato il procedimento. C'è il servizio. Non ci fu alcuna truffa ai danni del comune di Agrigento, è stata archiviata l'inchiesta denominata Gettonopoli a carico di 4 ex consiglieri comunali. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michela Raimondo, ha archiviato, accogliendo la richiesta del PM Chiara Bisso, il procedimento nei confronti degli ex consiglieri comunali Alfonso Vassallo, Francesco Picone, Alfonso Mirotta e Antonio Cicero su presunti artifici messi in campo per ottenere i rimborsi e i gettoni di presenza non dovuti. La vicenda viene definita rimborsopoli e i 4 indagati ricevettero l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel 2017, nonostante il GIP e il Tribunale del riesame avesse già escluso in quella fase la sussistenza indiziaria di molte accuse. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Mirotta, Picone e Vassallo avrebbero fatto ricorso a firme false per ottenere delega alla partecipazione delle commissioni consiliari. A Vassallo, diventato quindi segretario provinciale di Confartigianato e all'allora presidente della sigla della categoria, si contestava la predisposizione di un'assunzione fittizia per ottenere i rimborsi previsti dal comune di Agrigento, mentre al solo Cicero l'aver trasferito fittiziamente la residenza a Palermo per ottenere i rimborsi per le spese del viaggio. Tutte le accuse sono state archiviate. Il pubblico ministero Bis, infatti, nel proprio provvedimento ha scritto che non sono stati acquisiti riscontri sufficienti a considerare configurabili le fattispecie delittuose indicate e quindi che fosse necessario chiedere l'archiviazione per l'assenza di elementi idonei a sostenere fondatamente in giudizio l'accusa nei confronti di tutti gli indagati. Non ci fu quindi alcun tentativo di truffare il comune di Agrigento, quindi a distanza di anni, dichiarano gli ex consiglieri
comunali di Agrigento, Mirotta, Picone, Vassallo e Cicero, ci viene finalmente restituita la dignità politica che qualcuno aveva provato a sottrarci. Siamo rimasti per anni con la spada di Damocle di un procedimento che era stato aperto ma che oggi è stato stabilito non aveva presupposti per essere portato avanti. Siamo stati accusati sulla stampa, sui social, di aver rubato soldi al comune di Agrigento, di aver sottratto fondi alla comunità per ottenere un arricchimento indebito. Tutto falso, comunicano gli ex consiglieri comunali. Come abbiamo sempre ribadito in questi anni, con la nostra archiviazione si chiude definitivamente quella pagina orribile della nostra città che è stata la caccia alle streghe della cosiddetta Gettonopoli, che ha abbattuto l'intera classe politica per motivazioni che ancora oggi appaiono lontane dall'essere pienamente comprese, dato che nessun reato fu perpetrato ai danni dei cittadini. Gli indagati sono stati difesi dagli avvocati Daniela Posante, Stefano Catuara, Tania Castronovo, Salvatore Guagliardo, Alfonso Neri e Salvatore Pennica. La Capitaneria di Porto Empedocle accoglie gli studenti in occasione della Giornata del Mare. Il servizio di Giuseppe Moscato. Si celebra oggi la Giornata del Mare, istituita nel 2017 per sensibilizzare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di sviluppare la cultura del mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, secondo una intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. A Porto Empedocle il comandante della Capitaneria di Porto, Fabio Serafino, nell'accogliere gli studenti dell'Istituto Tecnico Nautico Gallo di Porto Empedocle nel piazzale della Capitaneria, ha parlato del significato della giornata e dell'impegno della Guardia Costiera e dei suoi compiti istituzionali. Presente anche una delegazione dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Studenti che si sono poi spostati in sala operativa per vedere direttamente come funziona l'operatività della Guardia Costiera e poi in sala riunioni per un video dimostrativo sui temi della Giornata del Mare. Infine hanno assistito ad un intervento di soccorso. È stato infatti simulata la richiesta di aiuto da parte di un gommone con persone a bordo che avevano necessità di soccorso. È intervenuta la motovedetta della Guardia Costiera per completare il soccorso. Si è arrivati quindi in banchina al porto, dove è stato accompagnato l'infortunato. Oggi l'11 aprile ricade questa ricorrenza. L'istituzione è abbastanza recente perché è dal 2017 che è stata istituita la Giornata del Mare e della Cultura Marinara e fa parte di quel progetto più ampio di strategia comunicativa che ha il fine di far sì che il rispetto delle leggi e il rispetto del mare, il rispetto dell'ambiente si attui in maniera preventiva piuttosto che in una fase repressiva, o comunque che si faccia lo sforzo maggiore per far sì che il rispetto delle leggi, il rispetto del mare non debba venire fuori da un'azione di repressione, di controllo che comunque ci deve sempre essere, ma che parta da un risveglio delle coscienze, da un'educazione che faccia sì, insomma, che si percepisca l'importanza del rispetto del mare. La giornata è stata istituita, come ho già detto, nel 2017 tramite la sottoscrizione di un protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. E l'obiettivo è appunto quello di riconoscere, di ampliare la cultura del mare in tutti i suoi aspetti, perché il mare oltre ovviamente alle esigenze essenziali di tutelarlo come una parte enorme dell'ambiente che ci circonda e che ha assoluta necessità di essere tutelato. Infatti nello stesso periodo è partita quella che ormai è nota comunemente come la campagna Plastic Free,
E quindi ripeto, il mare è questa risorsa così importante che deve essere valorizzata in tutti i suoi aspetti. Oltre a quello ambientale, il mare è cultura a 360 gradi, il mare è risorsa scientifica, il mare tiene nascosti ancora nelle sue profondità tantissimi reperti archeologici, tanta cultura, tanta storia. Il mare è stato lo strumento il mezzo con il quale le culture si sono avvicinate, quindi mediante il quale c'è stata la possibilità degli interscambi culturali e dell'accrescimento scientifico e di conoscenza dei vari paesi, quindi è una risorsa assolutamente di rilievo. Da parte della Capitaneria di Porto con la nostra scuola, i nostri ragazzi sono felici perché finalmente possono vedere le esercitazioni, quello che loro sperano di fare nel loro futuro, lavorare proprio nell'ambito del mare. Del resto l'indirizzo che hanno scelto riguarda proprio il mare, la salvaguardia del mare, la cultura del mare, la tutela del mare e vivere il mare a 360 gradi, lavorandoci possibilmente. Qualche ragazzo sarà un futuro ufficiale della Capitaneria? I nostri ragazzi ci sperano tanto e proprio per questo alla fine dell'anno faremo anche una giornata di orientamento per queste attività. I nostri ragazzi sono pronti a intraprendere tutte le attività relative al mare proprio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Torna la Fortitudo School Cup, il torneo studentesco provinciale di basket, quest'anno alla sua quarta edizione. Gli alunni dei licei Empedocle, Politi, Sciascia e Leonardo sono scesi in campo dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia. Arturo Cantella. Quarta Fortitudo Cup stamani presso il Palamoncada di Porto Empedocle, gremito per l'occasione di studenti e che ha visto dopo la pausa del Covid-19 scendere in campo le squadre formate dalle varie rappresentative scolastiche degli istituti Leonardo, Politi, Empedocle, Itet Sciascia di Agrigento. Questo evento che purtroppo si è fermato per 2 anni a causa della pandemia è un evento attesissimo, infatti i ragazzi sono contentissimi e entusiasti di venire qui per sostenere la propria scuola e i ragazzi in campo.
Sicuramente dico è un'attività importantissima perché lo sappiamo tutti, lo sport fa bene, un po' di sana competizione ci sta pure tra le scuole, tra l'altro l'affluenza, la partecipazione è stata tantissima, il palazzetto è pieno, tutti e 4 gli istituti hanno partecipato interamente, quindi insomma siamo abbastanza contenti, al di là di come andrà. Ecco, come si svolge il torneo? È un torneo all'italiana, le squadre sono delle squadre formate insomma dagli istituti, dai docenti di educazione fisica con i rappresentanti dell'istituto, sono delle squadre abbastanza equilibrate, quindi il torneo è molto competitivo. Ne avevamo già avuto prova altre volte, effettivamente probabilmente dopo la pandemia c'era molta voglia da parte dei ragazzi di fare questa iniziativa, hanno anche insistito le scuole, è stato bellissimo e credo che l'evento sia più bello che mai quest'anno perché c'è veramente tutta la scuola. E poi si riprende dopo la pausa del Covid, insomma si ritorna a vivere in un certo senso attraverso anche lo sport. Sì, speriamo che passi veramente definitivamente questa pandemia, che non ne ritornano altre perché sono stati anni difficili soprattutto dal punto di vista sportivo in generale. Si termina oggi anche un percorso di alternanza scuola-lavoro? Sì, è da anni che la Fortitudo fa questa alternanza scuola-lavoro, credo che i ragazzi apprezzino molto questo tipo di lavoro, alla fine noi siamo disponibili per tutto, facciamo quello che è possibile per avviare i ragazzi al mondo del lavoro che è veramente nello sport attraverso marketing, ticketing, tutto quello che si fa all'interno di una società. Penso che sia una cosa interessante, ai ragazzi piace, ci seguono con entusiasmo, devo dire la verità, quindi sono molto felice. Si può trarre da questi ragazzi per il vivaio dei giovani, per la squadra, per un futuro, un domani? Ma la maggior parte dei ragazzi che giocano in queste Fortitudo Cup o fanno parte della società Fortitudo Real Basket, insomma, che c'è il connubio, oppure sono ragazzi che sono stati con noi prima e hanno smesso di giocare, insomma, quindi sono passati tutti da qua o sono tutti nella società tra Real Basket e Fortitudo. Dopo 2 anni di stop si ritorna a vedere un Palamongada pieno. È dall'1 aprile che gli eventi sportivi possono ritornare al 100% della capienza. Questo è il primo inizio, speriamo che per i playoff che stanno per arrivare, a maggio la Fortitudo Agrigento inizierà i playoff, potremmo rivedere anche un palazzetto così pieno e così caloroso soprattutto. Quindi che sia da buon viatico, insomma. Eh sì, lo speriamo tutti, speriamo benissimo. Questo torneo rappresenta il ritorno alla vita in assoluto, dopo 2 anni di fermo i ragazzi strepitavano e vogliono tornare a vivere, a fare le cose piccole e normali che danno senso poi alla vita, incontrarsi tra giovani in maniera così bella, sportiva come abbiamo visto, segno che è possibile la pace e che in questo momento chiaramente è di grande valore simbolico anche questo. Beh, questa è un'occasione oggi molto importante perché non è soltanto un incontro sportivo ma è una festa per tutti i ragazzi, per le scuole superiori di Agrigento che rende significativo il ritorno alla normalità. Per cui deve essere vissuta appunto da tutti i ragazzi, sia dalla tifoseria che dalle squadre, come una giornata di festa, di incontro e speriamo che tutto vada per il meglio, per il verso giusto. Allora, finalmente un'iniziativa bellissima, dopo 2 anni di Covid poter tornare comunque in un palazzetto e vedere che finalmente ci sono tantissimi studenti con la stessa voglia di ritornare, con la stessa voglia di appartenenza ad una scuola e tifare la propria scuola. È un'esperienza comunque bellissima, veramente. Spero che vinca lo Sciascia, però comunque anche se dovesse perdere speriamo che vinca il migliore. Quale partecipa? Partecipano il Politi, il Classico Empedocle, il Leonardo da Vinci e l'Itet Leonardo Sciascia. Erano tanti anni, 2 anni nello specifico, che la Fortitudo non poteva organizzare eventi di questa portata. Questa quarta Fortitudo Cup rappresenta per noi un momento anche di ripresa delle attività con le scuole. Speriamo che questo entusiasmo che sta trasportando oggi i ragazzi si trasmetta anche poi all'interno del palazzetto, magari per il playoff, e che sia il primo di una serie di eventi anche per la prossima stagione sportiva da portare a termine con le scuole. Finalmente dopo 2 anni di pandemia siamo
siamo qua, è una bellissima manifestazione che la Fortitudo Moncada cerca sempre di sostenere e di portare avanti per il discorso proprio dello sport per tutti. E queste 4 rappresentative, che sono i 4 istituti diciamo principali di Agrigento, cercano sempre di portare avanti e di sostenere. I ragazzi sono in festa oggi, veramente. La gestione del paziente con disturbo cognitivo minore, incontro sull'Alzheimer e le demenze ad Agrigento. Arturo Cantella. I disturbi cognitivi nell'anziano, molto frequenti non solo per quanto riguarda i casi di demenza conclamata, ma anche le condizioni conosciute come disturbi neurocognitivi minori, che rappresentano un'entità nosologica molto presente negli over 65 e che, se non individuata e trattata, può evolvere francamente in demenza. Sono stati questi i temi di un convegno denominato ENET sulla gestione del paziente con disturbo cognitivo minore, svoltosi nella giornata di sabato presso il Dioscuri by Palace di Agrigento, i cui lavori sono stati introdotti dal dottor Giuseppe Provenzano. Diversi gli interventi qualificati di specializzati nel settore che sono intervenuti e hanno arricchito il dibattito. Questa è la tematica che oggi trattiamo, perché la gestione del paziente con disturbo cognitivo minore significa individuare la malattia in esordio e quindi trattarla adeguatamente. In questo tipo di malattia fare la diagnosi precoce è importantissima, perché consente innanzitutto di utilizzare una tipologia, un farmaco adeguato che possa sicuramente funzionare, e poi soprattutto cercare di non far evolvere la malattia in una fase dementigena. Ecco, ci sono delle novità in questo settore? Sì, la sperimentazione va avanti, ci sono molti meccanismi complessi che adesso sono oggetto di studio, che sicuramente creeranno dei nuovi target farmacologici. Purtroppo abbiamo avuto l'insuccesso degli anticorpi beta monoclonali anti-amiloide, che non hanno sortito effetto, hanno avuto un costo notevolissimo, perché la sperimentazione è costata parecchio, però purtroppo non hanno dato gli effetti desiderati. Considerato l'aumento proprio dell'età media, sono fondamentali questi incontri che servono proprio a sensibilizzare sul non avere il timore, nel rivolgersi a un medico nel momento in cui si riscontrano i primi segni, perché sono quelli proprio importanti, quelli su cui possiamo agire ed aiutare realmente e concretamente il paziente nel rallentare la malattia e migliorare proprio la qualità di vita del paziente. Quindi sensibilizzare i familiari e tutti i colleghi in modo da interagire, e nel momento in cui compaiono i primi sintomi rivolgersi al medico di medicina generale in primis, e poi alle strutture che operano sul territorio, che possono aiutare tanto a livello di prevenzione nel rallentare anche di parecchi anni l'evoluzione della malattia. Approfondire la patogenesi e i risvolti che si hanno a livello anche sociale delle malattie demenziali è fondamentale, perché siamo dinanzi ad una patologia multifattoriale dove necessita un approccio plurispecialistico e ahimè anche una interazione con il territorio, una rete di contatti che purtroppo è un pochettino carente, su cui noi dobbiamo cercare di attivarci per alimentarla, sia a livello dei rapporti con i medici di medicina generale e con le altre strutture socioassistenziali, che spesso poi si hanno dei risvolti negativi anche sui familiari, caregiver che devono assistere a questi pazienti con problematiche particolari, e si necessita quindi di un approccio sistemico a livello anche socioassistenziale. Siamo abbastanza strutturati noi qui nel nostro ospedale, nelle nostre strutture sanitarie? Le strutture sanitarie ce ne sono alcune pubbliche, molte sono strutture private, con qualche difficoltà per l'inserimento, su cui però dobbiamo cercare di lavorare per agire in sincronia anche con i privati. Sicuramente si potrebbe fare di più, perché come in qualsiasi altra parte della Sicilia, dal punto di vista assistenziale purtroppo siamo carenti, e dal punto di vista proprio dell'assistenza acuta in ambulatorio, dal punto di vista anche strutturale,
le residenze per gli anziani, i centri diurni, ma chiaramente alla base c'è una carenza di personale che condiziona moltissimo l'operato dei pochi che chiaramente sono in servizio. In questo caso l'epidemia, che speriamo che ci lasci al più presto, che effetti ha avuto? Purtroppo l'epidemia ha avuto degli effetti devastanti, perché se già questa patologia aveva un certo livello di trascuratezza da parte delle istituzioni in generale, è ovvio che tutte le attenzioni in questo momento vengono concentrate da questo aspetto pandemico, e quindi chiaramente c'è stato un maggior accantonamento delle poche attenzioni che già si avevano per questo tipo di patologia. Il Garden Club Valle dei Templi ha organizzato un evento dal titolo Giardini dimenticati, giardini ritrovati. Per l'occasione si è puntata l'attenzione su uno spazio urbano interessante ancora poco conosciuto, la Porta dei Saccaioli. Vediamo. Presso la terrazza antistanza il ristorante Giger in via Empedocle, il Garden Club Valle dei Templi di Agrigento ha organizzato per la 19ª giornata UGAI dei giardini, suolo dimenticato, suolo bonificato, un incontro sui giardini dimenticati, giardini ritrovati tra passato, presente e futuro. Il saluto benvenuto è stato fatto dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Quindi l'intervento di Cristiana Mancinelli Scotti, ambientalista e garden design, Romina Mancuso nella sua qualità di presidente del Garden Club di Agrigento Valle dei Templi. Quindi l'intervento di Gabriella Costantino, storico dell'arte, che ha parlato sugli elementi naturalistici e architettonici, una breve storia della porta medievale Saccaioli e dei Pastai. L'iniziativa si è conclusa con la visita del giardino antistante la Porta dei Saccaioli e la consegna simbolica di una piantina per l'arredo. Perfetto, oggi è la giornata nazionale del giardino, che viene indetta ogni anno con un tema diverso da UGAI. UGAI è un'associazione di Garden Club. Il tema di quest'anno è suolo dimenticato, suolo bonificato. Abbiamo cercato qualcosa da presentare ai nostri soci e ci siamo ricordati di una realtà veramente incredibile, la Porta dei Saccaioli. Oggi siamo qui tra l'altro la Porta dei Saccaioli è stata da poco recuperata dall'amministrazione comunale, l'hanno ripulita, c'è una bella cripta, insomma oggi scopriremo cosa era questa Porta dei Saccaioli e abbiamo un ospite venuta apposta da Roma con un'esperienza, è una garden designer, è un ambientalista e ci proporrà delle idee che sono state già felicemente utilizzate in altre parti del mondo, in particolare a Roma. Perché ogni socio porta una pianta? Perché anche un piccolo contributo, una piccola foglia verde può aprire una speranza in un mondo grigio. Quindi non servono piante costose o giardini che hanno bisogno di una manutenzione difficile, lunga e costosa. Dare il buon esempio, poi l'amministrazione comunale farà tanto, ma dare il buon esempio con piante di tipo diverso, facili, nostre, è anche un modo di dire ci sono anch'io, è un luogo mio e me ne prendo cura o qualcun altro se ne prenderà cura. E poi come vedete non abbiamo messo il nome dei soci. Tutte le piante sono di tutti. Fondamentalmente noi non vogliamo rispondere a esigenze perché non abbiamo la risposta giusta. Siamo delle persone che amano i giardini, il giardinaggio, ci piace sporcarci le mani con la terra e parlare con le piante. Con questa scusa ci incontriamo persone che in tutto il mondo hanno lo stesso obiettivo. E troviamo anche il ritmo in sintonia con la natura, che è piacevolissimo, quindi forse in questo modo diamo un contributo al mondo, almeno siamo una quarantina di soci, almeno siamo 40 persone meno aggressive, meno tristi, ci proviamo. Quindi attraverso giardini e piante si creano grandi relazioni fra le persone, un po' come per la musica. E quindi sono cose che allietano, che uniscono e che fanno un bel vedere per il bene comune, perché poi altre persone magari sono invogliate. Mi porterà la sua testimonianza qui ad Agrigento. Ecco, come vede la città lei così da un piccolo momento? Amo moltissimo questa città perché è una città speciale, ricchissima di tesori nascosti e non,
alcune cose sono estremamente ben curate, altre purtroppo come in ogni parte hanno bisogno di essere via più aiutate, e con le associazioni ambientaliste e di proponimento, praticamente sono associazioni del terzo settore che si mettono a disposizione volontariamente. Speriamo di migliorare di gettare questo piccolo seme che contribuisce a migliorare per il prossimo. Intanto sono socia del Club Garden Valle dei Templi e poi volevo evidenziare questo dato caratterizzante la città di Agrigento, è questo felice connubio che vi è fra l'elemento naturalistico, paesaggistico e l'elemento architettonico, e quindi per questa giornata non potevo che proporre al club di valorizzare questo spazio a verde antistante la Porta di Saccaiolo, un monumento medievale per eccellenza che è stato recuperato anni addietro dalla sovrintendenza, dal Genio Civile, con finanziamento della regione siciliana. E quindi Agrigento ha questa potenzialità sin dai tempi antichi, da Pindaro all'Edrisi, il viaggiatore arabo, a tutti i viaggiatori che evidenziano questo rapporto fra monumento e paesaggio, e perché io lancerò delle idee, fra cui quella della realizzazione in città di un parco urbano che va dal Rabato al giardino del re del castello arabo, perché questo rapporto che ha Agrigento col paesaggio e con la natura ce l'ha anche in centro storico, con tutti gli antichi giardini di quelli che erano i viridarium degli arabi, e quindi questo, pure gli orti dei monasteri e dei conventi, e questa identità va messa fuori, è un ulteriore percorso, un'ulteriore crescita culturale per la città. Non ci può essere una crescita economica e sociale senza crescita culturale. Io ringrazio il Garden Club per questa iniziativa lodevole, e anche noi come amministrazione comunale stiamo rilanciando il verde, stiamo lavorando tantissimo su dei progetti sul verde pubblico, e un esempio lampante è il rifacimento della Villa Bombiglio, il rifacimento anche della Villa del Sole. Penso che i polmoni verdi nella città siano fondamentali, principalmente anche per lo sviluppo psichico dei nostri giovani. Convivere col verde, convivere con la natura è importantissimo. Queste iniziative sono lodevoli. Io ringrazio gli organizzatori, ringrazio Romina Melisenda. Oggi siamo qui proprio sulla Porta dei Saccaioli, un angolo meraviglioso della nostra città, è una delle vecchie porte delle mura antiche storiche di Agrigento. Proprio queste mura dividevano la parte medievale dalla Rupatenea, e questa è una di quelle che è rimasta, è veramente un posto unico e io invito tutti anche a visitarlo. Siamo adesso allo sport, partiamo dal calcio. Eccellenza, l'Acragas non riesce a portare a casa i 3 punti da Palermo nel recupero della partita rinviata settimana scorsa a Mondello contro la Parmonval. I biancazzurri non vanno oltre lo 0-0 al termine di una gara combattuta. Carmelo Lentini. Termina a reti bianche la gara di recupero Parmonval-Acragas, un pari che permette alla compagine di Terranova di aumentare il distacco dal Doncarlo Misilmeri, che ora passa da 3 punti, e quindi anche di mantenere la seconda poltrona a 2 giornate dalla conclusione del torneo. Sicuramente con un po' di fortuna si poteva ottenere l'intera posta in palio e le occasioni non sono certo mancate. La gara infatti è stata molto tirata contro una Parmonval molto motivata e battagliera. L'Acragas cerca di tenere il pallino del gioco in mano e si rende pericoloso sui numerosi calci d'angolo. Spioventi che mettono in crisi la retroguardia palermitana, molto attenta con il veterano ed ex biancazzurro Ivan Tarantino. La compagine di Marco Aprile si fa vedere dalle parti di Arusha con alcuni interessanti contropiedi portati avanti da Carioto, Serio e Rappa. Al 35esimo su un'azione di calcio d'angolo l'Acragas sfiora il vantaggio con l'ama, ma l'attento portiere Tarantino respinge sopra la traversa evitando la capitolazione. Nel secondo tempo si registrano alcune pericolose conclusioni biancazzurre con lo stesso Pavisic al 51esimo che colpisce debolmente di testa su assist di Prestia. Ancora una ghiottissima occasione al 71esimo per lo stesso Prestia, che salta 2 avversari, poi indirizza il pallone verso la rete ma colpisce la parte alta della traversa. Sino al 90esimo non succederà più nulla.
Adesso gli ultimi 2 incontri stagionali, rispettivamente contro la Pro Favara fuori casa domenica 24 aprile e contro l'Enna all'Esseneto domenica 1 maggio. Mister, temevi tantissimo questa partita, soprattutto per le condizioni del campo, è finita 0-0, come accetti, come incassi questo pareggio? Accetto volentieri, anche perché il terreno di gioco non era al massimo, abbiamo fatto fatica ad adattarci già nel primo tempo, nonostante tutto abbiamo avuto qualche buona occasione per andare in vantaggio, però onestamente credo che il risultato sia giusto, abbiamo affrontato una squadra che ha messo tanta determinazione dentro al campo ed è giusto che sia così. Faccio complimenti a loro, faccio complimenti alla mia squadra perché ha lottato fino alla fine e ha provato a vincere la partita. Cos'è mancato oggi all'Acragas per provare a cercare di portare a casa la vittoria? Ragazzi, ho poco da dire, anche perché, ti ripeto, abbiamo provato soprattutto nel secondo tempo a giocare un po' di più la palla, siamo stati bravi in alcune situazioni, un po' meno bravi in altre, però ti ripeto, la squadra sta facendo bene, anche oggi ha cercato di proporre il suo gioco, prepariamoci ad affrontare le ultime 2 gare che per noi sono delle finali. Per te panchina numero 200, davvero un bel traguardo. Sì, un traguardo importante raggiunto con una squadra blasonata come l'Acragas. Speriamo, oggi onestamente il mio pensiero va all'Acragas e spero di continuare con questa squadra. Adesso la pausa, poi il derbissimo contro la Pro Favara che vale tanto in chiave playoff. Sì, pausa è relativa, anche perché questa settimana faremo qualche doppio, quindi cercheremo di preparare al meglio la sfida a rientro contro il Pro Favara, e poi ti ripeto, per me a prescindere dall'avversario sono 2 finali e le dobbiamo affrontare con la giusta mentalità. Ancora calcio e continuiamo a parlare di recuperi in eccellenza e poi uno sguardo alle categorie inferiori. Carmelo Lentini. Con i risultati dei recuperi la nuova classifica subisce dei significativi risvolti, sia per la zona playoff che per quella relativa alla retrocessione e play-out. L'Enna infatti infligge una sconfitta di misura al già promosso Canicattì e raggiunge il 5° posto, anche se in condominio con la Mazzarese. Proprio queste 2 squadre adesso si ritrovano a 10 punti dall'Acragas e, come per regolamento, dovrebbero essere tagliate fuori dalla competizione dei play-off. Ma a 2 giornate dalla conclusione della regular season e con uno scontro diretto a disputare, i giochi si potrebbero riaprire. Tutto è rinviato infatti ai prossimi 24 aprile e 1 maggio, in occasione delle ultime sfide. Comunque questi sono i risultati dei recuperi di questa domenica. Castellammare Nissa 4-0, Marsala Casteltermini 1-0, Enna Canicattì 2-1 e Parmonval Acragas 0-0 giocata sabato. Praticamente chi si trova veramente in male acqua è il Casteltermini, che ora precipita in penultima posizione e che significa diretta retrocessione nel campionato di promozione. Appunto in questo campionato di promozione girone A finisce a reti bianche l'atteso derby agrigentino Camarat e Raffadale, che permette di muovere la classifica generale in attesa delle ultime sfide di campionato. Purtroppo per la compagine della montagna di Mimo Bellomo, la vittoria esterna della diretta avversaria Castelbuono sul campo del Fulgatore ha sconvolto i piani salvezza. Infatti il Camarat è stato raggiunto dallo stesso e si ritrova al penultimo posto. Discorso diverso per Raffadale, che gioisce alla sconfitta interna del Fulgatore e rimane al 5° posto, utile per la disputa dei play-off. Come detto prima, mancano 2 gare alla conclusione del campionato e tutto può ancora essere definito. Nel campionato di prima categoria il neopromosso Aspra completa il proprio torneo surclassando di reti ben 8 il povero Real Trabia. Al 2° posto assoluto l'Agrigentina Atletico Favara, che vince a Termini Imerese con il locale Sporting per 0-3 grazie alla doppietta di Fanare e ai gol di Bonaffino. Pari del Gemini per 1-1 a San Cataldo con il Masterplo con rete di Centinaro. Vittoria esterna del Ravanusa per 1-2 sul campo del Bagheria con i gol di Gerrana e Limbor. A questo punto il Ravanusa dovrà spareggiare con lo Sciara per salvare la categoria,
Mentre per quanto riguarda i play-off, la vincente di Gemini Bagheria incontrerà l'Atletico Favara che si classifica al secondo posto assoluto. Per quanto riguarda l'Empedoclina, Salva da Tempo vince a tavolino la gara con lo Sciara. Basket di Serie B, la Fortitudo Moncada Agrigento ha vinto contro Pozzuoli 92-71. Soddisfatto è l'allenatore Michele Catalani che commenta: l'approccio della partita non è cambiato dopo la sconfitta di giovedì contro Ragusa e questo è un segnale importante. Spero che la sconfitta di giovedì sia salutare per molti, dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione. Contro Pozzuoli i ragazzi hanno giocato un'ottima partita, ci sono ancora molti aspetti su cui lavorare in vista dei playoff, ma la squadra sta migliorando nel gioco di squadra e dobbiamo continuare su questa strada. Vittoria in rimonta dalla SEA Paragona sul campo della Egea Modica nella quarta giornata di andata del Pool Salvezza in Serie A2. La squadra di coach Lino Giangrossi si è imposta per 3-7-1 al termine di un derby bello e avvincente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.